Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport di Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi questo recupero della 18ª giornata di campionato Serie B maschile. Ad affrontarsi saranno la Diper Pallavolo Jolly Cinquefrondi e la Raffaele Lamezia. Qui con me, come sempre, al commento e alla regia Renato Gallo. Buonasera a tutti, ben sintonizzati o come possiamo dire, sul web, ben connessi. Siete connessi? Aspettiamo lo starting six di questi recuperi, ne avremo tanti. Eh sì, questo campionato si ritrova a giocare parecchie partite in un mese. Jolly che sarà ogni 3 giorni, anche di venerdì santo. Sì, vanno recuperate tutte entro il 30. Sì, ne abbiamo quante? Partono contro Catania, ne abbiamo andata e ritorno. Sì. Poi Raffaele Lamezia, ce l'hai l'elenco, Gabriele? Sì, lo prendo subito. Tanto vediamo lo starting six, Gabriele. Abbiamo Piedepalumbo. Sono 7 partite da recuperare per la Jolly. La Raffaele Lamezia è anche un po' la squadra degli ex della Jolly Cinquefrondi. Sì. Perché c'è Piedepalumbo, grande ex, alzatore, Palmieri, il libero, e Davide Davoli, che siede in panchina per adesso, ex libero della Jolly Cinquefrondi. Jolly Cinquefrondi che ha avuto un periodo abbastanza complicato con rinvii legati appunto a casi di positività al Covid. Adesso più o meno è stata recuperata tutta la squadra. Sempre un saluto al nostro alzatore Luca degli Esposti. Ciao Luca, vediamo la foto. Come ben sappiamo di una eco. Come ben sappiamo ha terminato la stagione per infortunio, quindi come sempre un grande in bocca al lupo. C'è la partenza titolare, Michele Zerbonia per la Jolly Cinquefrondi come libero. La partenza da titolare anche per Antonio Melara, centrale. Poi Dionisio Di Pasquale con le ultime indicazioni proprio al giovane centrale della Jolly classe 2003. In cabina di regia ha confermato Andrea Belcastro. In campo anche Matteo Bonati e Emanuele Renzo. Parte la Lamezia al servizio, slash in ricezione con Matteo Bonati, sfrutta appieno Domenico Paradiso che ottiene il primo punto per Lamezia. Questo mercoledì che sembra un sabato a Cinquefrondi, non siamo abituati a questi turni infrasettimanali. Al servizio per Lamezia il numero 7 Luigi Porfida, capitano, l'elemento di esperienza di questa squadra. Emanuele Renzo con questo pallonetto, poi il pallone che torna nel campo della Jolly viene recuperato. Murato, Dionisio Di Pasquale che non passa. 2-0, primo break per la formazione ospite in questo derby calabrese. Recuperato nella Jolly Dionisio Di Pasquale dopo le 2 giornate di squalifica. Ancora Porfida al servizio. Salto spin per lui, buona su Matteo Bonati, Belcastro la alza per Dionisio Di Pasquale. Qualcuno ha mosso la rete. L'arbitro non ci fa caso. Comunque poi colpo completamente out di Palmieri. La nostra telecamera non si vede. Accorcia le distanze la Jolly Cinquefrondi di mister De Fina. Invece Lamezia guidato da mister Torchia. Emanuele Renzo alla battuta non buona la risposta, però il pallone che passa, si insacca sotto la rete. Terzo punto per Lamezia. (1-3). Domenico Paradiso pronto al servizio, centrale che è cresciuto molto. Ce lo ricordiamo ancora quando giocava nella Tonno Callipo qualche anno fa in B. Servizio su Emanuele Renzo. Belcastro cerca ma non trova il centro di Melara. Sono 4 tocchi per la Jolly, 4-1 per Lamezia.
Ancora Domenico Paradiso quindi al servizio. Pallone teso sì su Renzo. Belcastro alza di là per Dionisio Di Pasquale, non può attaccare questo pallone, prova a mettere un po' in difficoltà la Mezia. Buono questo pallonetto del numero 6 Giuseppe Iorno. Sì, non era tanto voluto perché l'ha preso con la punta rete, tanto quel tanto che basta per buttarlo a terra. Non si trovano ancora i nostri. Ecco un'altra. Recupera Dionisio Di Pasquale, la alza Antonio Melara, Dionisio schiaccia forte ma viene murato, costruisce la jolly ancora da Dionisio Di Pasquale che colpisce forte questo pallone, non trova il tocco del muro avversario, vola a più 5 la Mezia. La Mezia seconda in classifica da praticamente tutto il campionato. Time out intanto chiesto da mister De Pina, il primo di questo match. Dicevo, la Mezia seconda in questo campionato da tutto il campionato, e prima Letojanni che ha perso praticamente penso solo 3-4 set in totale in tutto il campionato. Infatti la Mezia ha perso solamente contro Letojanni e forse una con Bronte per 3-2, se non ricordo male, poi controlliamo. Intanto le squadre rientrano in campo al Pallabonini di Cinquefrondi, 1-6 il punteggio. La musica non scende al palazzetto. A noi guardava. L'arbitro guardava a noi, ma non la gestiamo noi la musica del palazzetto, quindi sospesa il gioco perché c'era la musica alta, non c'è nessuno al mixer, ha abbandonato il posto il dirigente Jolly. Così non lungo questo pallone per Dionisio Di Pasquale che non poteva far nulla. 1-7. Ancora al servizio, lunga serie al servizio per Domenico Paradiso. Si ferma però stavolta sul nastro, secondo punto della Jolly. I 2 punti ottenuti dalla Jolly fino ad adesso sono un errore in schiacciata di Palmeri e un errore al servizio di Paradiso. Dionisio Di Pasquale al servizio, occhio alla sua spin, che si ferma sulla rete. Cerca di allentare il colpo all'ultimo secondo ed era troppo lento, sì. E quindi torna a più 6 la formazione ospite al servizio adesso con Pierpaolo Piedepalumbo. Pallone flottante teso su Matteo Bonati, Belcastro all'indietro, cerca e trova il suo posto Dionisio Di Pasquale che stavolta mette a segno e forfida, non ha potuto far nulla. 3-8. Al servizio per la Jolly Cinquefrondi Antonio Melara. Pallone sul libero Mario Sacco, attacco centrale Murato, il numero 6 Iorno da Pasquale Arena, bravo a contrastare il centrale del Lamezia. Si riporta a -4 la Jolly Cinquefrondi, ancora al servizio con il suo centrale Antonio Melara, cinquefrondese doc. Molto teso stavolta. Raccoglie Sacco, ancora la combinazione al centro, costruisce la Mezia con il suo opposto. Palmeri con il suo mancino ottiene il money out. 4-9. Graziano al servizio, un pallone che forse era destinato out, la prende comunque Renzo, poi la Jolly un po' in difficoltà qui e lascia senza muro Palmeri
o perlomeno Bonati era da solo, ha tentato comunque di contrastare l'attacco ma non ci è riuscito. 4-10. È pronto al servizio il numero 9 Stefano Graziano. Riceve Renzo, pallone un po' dietro per Belcastro, la alza per Matteo Bonati, si tuffa Sacco, pallonetto, a terra. pallone, sì, ha toccato terra, non aveva fischiato l'arbitro. Si è sentito il rumore. Arbitro, sì. 4-11. Bello vedere Michele Zerbonia in campo. Sì, è esordio? No, era già No, entrato. è già entrato. Sotto la guida tecnica di Fabio Remo. Sì, quella rotazione. Qualche partita fa. Belcastro tenta l'attacco centrale, Pasquale Arena che deve andare col sinistro. Porfida mette a segno. Un'ottima diagonale, 4-12. Sicuramente i ragazzi sanno già che stanno affrontando una grandissima squadra e quindi non ci mettono già. La partita di andata l'abbiamo rovinata noi perché era la nostra portata. Belcastro alza per Matteo Bonati, ci arriva il numero 9 Graziano. Gioca la Jolly con Dionisio Di Pasquale, ma c'è seconda linea. Calpesta Dionisio. 4-13, peccato, era una buona costruzione della Jolly, ma un altro errore individuale. Troppo vicino forse alla rete per Dionisio Di Pasquale. Continua questa serie, questa volta è out. Graziano al servizio che manda un missile. 5-13. Andrea Belcastro al servizio. Riceve Sacco, chiede Palumbo, la smista per Porfida. Chiude tanto Porfida, Sì. 5-14. E nella partita d'andata Porfida è stato utilizzato solamente per far respirare i suoi compagni. Adesso schierato titolare. Per mettere in difficoltà con tutta la sua esperienza la Jolly. Servizio Lamezia, Belcastro cerca e trova Dionisio Di Pasquale che però non può schiacciare questo pallone basso. Palmeri a tutto braccio, c'è a fondo campo Dionisio Di Pasquale. Renzo, poi il colpo out sull'alzata in bugger di Matteo Bonati, abbastanza fuori il colpo, avevano esultato i ragazzi di Mister Defina. 5-15. Iorno al servizio per Raffaele Lamezia. C'è Matteo Bonati, Belcastro costretto al bugger, Emanuele Renzo chiude una buona diagonale. 6-15. Matteo Bonati pronto al servizio. Pallone in zona di conflitto. Chiude poi Palmeri. Si sono scontrati Porfida e il numero 9 Graziano. Comunque sembrano essersi ripresi entrambi, sì. Ancora più 10 Lamezia. I due match importanti, lo ricordiamo, per la Jolly saranno i due contro Volley Catania, che è in ottima forma. Mentre sabato al Palabonini la Jolly 5 Frondi ospiterà Palermo. Intanto la spin aeroplanino sul muro di Palmeri. 7-16.
cambia posizione Porfida. Servizio di Arena da fondo campo, mette un po' in difficoltà la Mezzia. Sì, grandissimo colpo di non c'era Porfida. nessuno in copertura dietro al muro, tutti Bravissimo. arretrati, e il pallonetto era 7-17. capitano al servizio. Questa volta Porfida si ferma sulla rete. Ottavo punto per i 5 frondesi. Cambio in cabina di regia, esce Belcastro, entra Fabio Remo nella Jolly 5 Frondi e c'è Emanuele Renzo al servizio. Molto teso il suo servizio, riceve bene Sacco. Attacco centrale di Paradiso, murato da Antonio Melara. E si sente quando fa punto Antonio Melara, perché fa sentire il suo urlo fino alla piazza. 9-17. Servizio su Sacco. Primo Ci tempo. ritentano e stavolta mette a segno Paradiso. 9-18. Mentre si prepara proprio l'autore dell'ultimo punto, Domenico Paradiso, al servizio. Errore in ricezione di Max Lopetrone, schierato libero. 9-19 in teoria. Sì, hanno aggiornato adesso il punteggio sul tabellone del palazzetto. Domenico Paradiso ancora al servizio, molto teso su Bonati, poi la schiacciata di Melara. Intanto qui Palmeri mette a segno, non era Palmeri, era Graziano, mette a segno il 20° punto. Si è tuffato Max Lopetrone, ma non ci è arrivato, o perlomeno l'ha presa, non è riuscito a tenere in gioco il pallone. Domenico Paradiso ancora al servizio, sempre tesa, sempre su Bonati. Remo, una doppia, non colpisce bene questo pallone diretto a Dionisio Di Pasquale. 9-21. E quindi ancora Paradiso al servizio. Fatica un po' la Jolly quando c'è Paradiso al servizio. Riceve Max Lopetrone, buona l'alzata di Remo per Dionisio Di Pasquale, mani out. 10-21. Per almeno chiudere il set con un doppia risultato con un risultato migliore la Jolly. Dionisio Di Pasquale al servizio, buona la sua spin, buona la risposta di Sacco. Out il colpo di Graziano. 11° punto per i 5 frondesi. Andrea Belcastro si è fatto male durante l'allenamento, si è tagliato la mano, vedi che c'è la fasciata, la mano sinistra, in maniera stupida. Dionisio intanto colpisce in pieno la rete. 11-22. Con l'asta, raddrizzava l'asta, l'ha tirata, fatto scivolare lungo la mano, c'era una sporgenza e si è... Piede Palumbo intanto al servizio. Out. Altro missile al servizio per la Mezzia. Ci stanno prendendo gusto. 12-22. Cambio in vista, esce Antonio Melara, entra Tommaso Erecchio al servizio. Raccoglie adesso il pallone Tommaso Orecchio, protagonista lui nell'ultima partita della Jolly contro la Cuppe Catania assieme a Raffaele Zangari. La Jolly non aveva alternative
Spin per Tommaso Orecchio, passa, buona la ricezione, singolare la copertura di Remo, la Zattenbacher di Renzo per Matteo Bonati che tenta il pallonetto, l'ottima copertura del Lamezia, rimanda di là Pasquale Arena, costruisce ancora Lamezia, Palmeri, Murato Palmeri, Graziano mette a segno, sì, leggero sul muro. 12-23, questo è stato lo scambio più lungo penso tra le due squadre in questo set. Graziano al servizio. Non bene qui Dionisio Di Pasquale, poi non si capiscono i giocatori del Lamezia. Sì, riporta fuori tempo il nostro dottor Remo. 13-23. Remo al servizio. Piede Palumbo, primo la Smith tempo al centro, buono. Iorno che non ha schiacciato il pallone, l'ha più che altro accompagnato. Non si è sentito un impatto. 13-24. Lunga. Intanto entra il numero 4, è uscito Iorno, tu c'è il numero 4. Sì, è entrato Riccardo Leone al servizio. Teso il suo servizio su Dionisio Di Pasquale, ci arriva Remo in bagger. Buona la schiacciata di Emanuele Renzo. 14-24. E ogni tanto la Jolly questi spunti ce l'ha, ma magari deve essere un po' più costante con questi attacchi la squadra di Mister De Fina. Matteo Bonati su Graziano, chiamato in causa, Porfida che chiude il set a più 11, 14-25, fine primo set al Pala Bonini di Cinquefrondi in questo recupero della 18ª giornata di campionato Serie B maschile. E intanto vi ricordiamo di seguirci sulle nostre pagine social Facebook e Instagram, Edicola di Pinuccio, dove riceverete tutti gli avvisi di tutti gli eventi che trasmetteremo, anche perché ce ne saranno in queste 2 settimane tra Pasqua e Jolly che deve recuperare le partite. Ovviamente Renato non potrà mancare l'evento cinquefrondese più importante dell'anno. Di solito c'è il vento, in effetti, è il periodo è vero, del vento. È vero, che l'ha affrontata. Sì, vediamo in qualche modo. Dopo 2 anni di mancanza. Di fare qualcosa. Noi ci saremo, come ci siamo stati durante il lockdown totale con quella affrontata Rewind, che ancora ricordo, no? Che ci ho messo un bel po' ad editare quel video, ho fatto le 3 di notte per farlo uscire la domenica mattina. Ci siamo stati quell'anno e ci piace raccontare la vita nel nostro paese. E lo faremo anche quest'anno. Le ultime indicazioni di Mister De Fina ai suoi ragazzi. Confermato Lo Petrone come libero.
Non ci sono cambi nella jolly, quindi Melara, Bonati, Arena, Di Pasquale, Renzo e Remo in cabina di regia. Non ci sono cambi invece nel Lamezia. Piedepalumbo, Paradiso, il numero 6 Iorno, Graziano, il libero è Sacco. Quante ne ha prese? E basta, mi sa che li ho detti tutti. E Il Palmeri, libero? e Palmeri. No, il libero quante ne ha prese? Un sacco. Oh, ci è voluto, eh? Così come non abbiamo detto il nome degli arbitri. Primo arbitro Richichi Antonino, secondo arbitro Claudia Durante. Abbiamo detto durante la partita. Intanto comincia male la Jolly Cinquefrondi con il servizio di Dionisio Di Pasquale che termina sulla rete 0-1. Parte con Paradiso al servizio, Lamezia ha messo abbastanza in difficoltà la Jolly. Teso infatti, ace per Domenico Paradiso, non riceve bene Max Lopetrone, 0-2. Break, come nello scorso set, parte con 2 punti di vantaggio Lamezia. Ancora Domenico Paradiso, Dionisio Di Pasquale riceve, Remo in bugger cerca e trova Matteo Bonati che rimbalza, fa botte con il nastro della rete e Sì, è pallone stato out. sfortunato, il nastro ha prolungato la traiettoria del pallone che è finita out. 0-3. Domenico Paradiso ancora al servizio, così Max Lopetrone e Matteo Bonati costretto al palleggio. L'attacco centrale tiene in gioco Renzo, Remo dietro per Dionisio Di Pasquale, incrocio delle linee, ottimo colpo del Jolly Cinquefrondi, 1-3. Angolino, incrocio delle righe preso da Dionisio Di Pasquale. Antonio Melara al servizio, riceve Sacco, attacco centrale out però, 2-3. Ha colpito il numero 6 Iorno ma non ha trovato l'angolo giusto. Fischia l'arbitro, ancora Melara al servizio, molto corto, riceve lo stesso Sacco, il pallonetto di Palmeri, no, di Graziano, il muro copre Lamezia, chiamato ancora in causa Graziano, c'è Renzo, Remo e Bonati a tutto braccio, altra copertura, Palmeri si ferma però sulla rete, pareggio del Jolly Cinquefrondi. È la prima volta che c'è uno scambio e un gioco dalla parte della Jolly con costruzioni e difese, ed è la prima volta che riesce a pareggiare il risultato. Ancora Antonio Melara quindi al servizio, stavolta un po' più lungo, riceve Graziano, Palmeri a 1, muro a 1, lasciato libero. Si stava preparando la Jolly sul colpo di Graziano che aveva ricevuto bene e invece bravo Piedepalumbo a smistare dietro verso il suo posto. (3-4) è proprio Piedepalumbo al servizio, sempre pallone flottante per lui, riceve Dionisio Di Pasquale, Remo, l'attacco centrale di Pasquale Arena, il pallone non cade, poi bravo Remo ad approfittare e a pareggiare di nuovo, 4 pari. È proprio Fabio Remo ad andare al servizio. Molto teso, riceve Graziano, chiamato in causa Palmeri che ottiene il money out, schiaccia forte sulle mani di Bonati.
davanti agli occhi dell'arbitro. 4-5. Di nuovo in vantaggio la formazione ospite in questo derby calabrese. Con Graziano al servizio. Su Dionisio Di Pasquale. Remo. Bella. Ottima ricezione della Jolly, ottima costruzione con Remo. Bravo Emanuele Renzo. Bene anche Fabio Remo. Di nuovo parità. Matteo Bonati al servizio. Riceve Graziano. Porfida. Tocca Lo Petrone. È costretto poi al bugger Renzo. Attenzione al primo tempo. Eh sì, pallone che casca davanti a Fabio Remo. Non riesce a passare in vantaggio la Jolly Cinquefrondi. Cinque, 6. Iorno al servizio. Riceve Matteo Bonati, Fabio Remo dietro per Renzo, mani out, altro pareggio. Molti pallavolisti presenti in tribuna. C'è Remo Senior. No, l'ho visto ora. C'è il mister Pirrottina. Poi c'è la femminile della Venezia. Pallone lungo, lo prende lo stesso Graziano. E poi Paradiso. Una grande rotazione. Palla in 6-7. Michael Palmeri al servizio con il suo mancino, spin forte, la ricezione che torna nel campo della Lamezia. Porfida, e non sta funzionando Max Lo Petrone, c'è qualcosa che non va in lui. 6-8. Troppi errori oggi per Max sì. Lo Petrone. Beh, è uno schiacciatore. È uno schiacciatore, giustamente. Trasformato in libero. Abbiamo uno schiacciatore trasformato alzatore. Oh, qua sbaglia completamente Michael Palmeri. 7 i punti della Jolly, 8 quelli della Lamezia. Sì, Remo li ha fatti tutti in pratica. Ha fatto schiacciatore, libero, ha fatto alzatore. Gli manca solo un centrale, no, perché è un po' bassino. Poi intanto servizio teso di Renzo. Attacco centrale vincente di Paradiso. Aveva saltato Melara. Pallone è passato sopra la testa di Renzo. Nono punto per Lamezia. Capitano Porfida al servizio. Spin per lui. Più Dionisio Di Pasquale. Primo tempo e mani out. out di Melara. Che bello vedere Melara esultare. 8-9. Abbiamo rivisto anche il replay. Dionisio Di Pasquale al servizio. Tenta, stavolta funziona la sua spin. Attacco centrale di Paradiso che fa anche autocopertura, ma è troppo alto e quindi colpisce male il pallone. Pareggia la Jolly Cinquefrondi. Dionisio Di Pasquale al servizio. Ritenta la spin. Questa volta è out. Niente, non ce la fa la Jolly Cinquefrondi a passare in vantaggio. Quindi 9-10. Paradiso. Riceve Max Lo Petrone, duello aereo vinto da Remo. Recupera Lamezia. Graziano tocca il muro della Jolly Cinquefrondi. 9-11.
altro break per la formazione ospite. Sì, schiaccia, mi sembra Graziano, questa palla che veniva dalle retrovie, alle spalle. Vede il muro e schiaccia sul muro. Oh! Errore al servizio per Paradiso. Per un pelone è passata sotto. 10-11. Melara pronto al servizio su Graziano, chiamato in causa l'opposto. Palmeri, out il colpo. Bravo Antonio Melara. Sì, si è abbassato. Ad abbassarsi su questo pallone. Ha letto bene. E poi è lui a gridare out. Infatti. Ancora il servizio, il classe 2003 della Jolly 5 Frondi. Graziano non al meglio questo bugger. Muro! Murato in faccia. Palmeri. Passa in vantaggio la Jolly 5 Frondi per la prima volta in questa partita. Rispedito al mittente il colpo. E ancora Antonio Melara al servizio. Su Sacco. Ci arriva a piede Palumbo. Stavolta scelto Graziano. C'era arrivato Dionisio Di Pasquale, ma non ha potuto impattare bene il pallone. Palla era lenta. Di nuovo parità. +1 per Raffaele Lamezia. Sì. Con piede Palumbo al servizio. Tesa su Matteo Bonati. E Matteo ha chiamato alla schiacciata, ma c'è un muro. Dolomitico. Il muro del Lamezia. Che torna in vantaggio. 12-13. Ancora a piede Palumbo, pronto al servizio. Servizio teso su Matteo Bonati. Attacco centrale vincente di Pasquale Arena. Ottima questa combinazione Remo Arena. Sì, era proprio a filo quella battuta. L'ha ricevuta bene Matteo Bonati. Fabio Remo al servizio su Sacco. Graziano schiaccia forte, la prende Dionisio Di Pasquale, chiamato in causa Matteo Bonati. Pallone lungo recuperato dalla Jolly. Dionisio Di Pasquale l'alza per Renzo. La copertura è di Arena. Remo salta dietro per Matteo Bonati. Un colpetto a questo pallone a mettere in difficoltà gli avversari. Remo poi la butta giù. Renzo a chiudere questo lungo scambio e questa serie di buone costruzioni della Jolly 5 Frondi. Gli applausi del Palabonini. 14-13, passa di nuovo in vantaggio la formazione di Mister Defina. È stato voluto questo punto? Sì. Soffre in ricezione. Eccolo, Sacco ancora sbaglia, la alza questo pallone Renzo. Matteo Bonati poi chiamato in causa, out il colpo di Palmeri. Break, il primo di questa partita per la Jolly 5 Frondi. Time out sicuramente, infatti. Sì, time out di Mister Torchia. Qualcosa da ridire ai suoi, pure per far recuperare un po' le energie, farli entrare in campo con un'altra testa, perché la Jolly sta costruendo e il Lamezia sta avendo difficoltà nel prendere i palloni. Tutto pronto? Fabio Remo ancora al servizio.
su Graziano, così così. Pallone per Palmeri. Tocca l'asta. Sì. 16-13. Aveva saltato Matteo Bonati, il pallone aveva rimbalzato su di lui. Sì, dice non l'ho toccata, è andata prima sull'asta. È stato bravo a non fare... Cambio per la Lamezia, è uscito Porfida, è entrato il numero 14, Francesco Chirumbolo, il figlio del mister Chirumbolo, che salutiamo. Che salutiamo assolutamente. Fabio Remo, servizio molto teso, Sacco riceve, attacco centrale e in. Si sblocca. 16-14. Ha messo a segno Giorno. Stefano Graziano al servizio. Pallone flottante su Lopetrone. Remo per Matteo Bonati. Tocca l'asta, peccato. Tocca l'asta. 16-15. Non sfrutta questo Era vantaggio troppo sulla rete. Matteo Bonati era troppo arretrato. Sì, e non poteva nemmeno schiacciare forte. Attaccare. Quindi ha fatto il possibile. Ancora servizio Lamezia, che però termina out. Il servizio di Graziano. Torna in break la Jolly Cinquefrondi. Importante questo punto. Servizio di Matteo Bonati su Graziano. Piede Palumbo. Schiaccia proprio Chirumbolo. Remo dietro per Dionisio Di Pasquale. Tocca il muro. Tocca il muro. Si è sentito il tocco. 18-15. Era anche in, mi pare. Sì? Confermi? Forse. Non l'ho... Ancora Bonati al servizio. Stavolta riceve bene Sacco. Azione. Schiaccia bene Palmeri. Era ben piazzato il muro della Jolly. Comunque non è riuscito a contrastare. Si riesce solo a toccare, a smorzare lentamente. 18-16. Cambio per Lamezia al Rientra servizio. Leone Sì. È uscito 6 Giorno. Giorno, sì. Un cambio già visto nel primo set. Out però e la Jolly arriva a 19. Schiude il cambio, esce Leone, rientra Giorno, che poi lascia spazio al libero Sacco. Che c'ha sulla maglia Sacco? One Piece mi sembra. Sì, ha la maglia di One Piece. Questo tocco un po' così così. Comunque l'arbitro lascia giocare. 19-17. Piede Palumbo porta il proprio opposto a schiacciare con Mura 1. Ed è proprio Palmeri al servizio. Vediamo la sua spin. Questa volta c'è, ma c'è anche bene. Massimiliano Lopetrone. Olè. Ed è un muro. Sì. Piazzatissimo il muro è piazzatissimo con questa palla. Poteva solo schiacciare forte Dionisio Di Pasquale, perché non era una posizione buona. Time out chiesto da mister De Pino e ci sta tutto. Quanti sono i punti consecutivi del Lamezia? 2. Se non mi sbaglio 2 punti consecutivi. Sì, 19-16, 19-17 e 19-18.
Quindi sono, cioè 19-16 era già, quindi 17-18. Sì. 2 punti consecutivi. Con Palmieri al servizio. Palmieri mi sembra che una sola battuta ha fatto. C'è stato il muro su Sì. Dionisio. Buona, forte. Buona e bene anche. Questo sì! Questo sì! Ottima la risposta della Bello. Jolly Cinquefrondi. 20° punto. Bravo Max. Velocissima. Sì, con Max Lopetrone che ha Lopetrone. ricevuto benissimo. Buona l'alzata di Remo per il centrale. Melara che meglio non poteva fare. Break Jolly, Renzo al servizio. Molto tesa su Graziano, preso di mira il palloneggio. Dai. Vincente. 20-19. Più veloci in copertura, bisogna stare più attenti. Sì, era posizionata tutta Non era lunga. una palla molto difficile, bisognava scattare ed avere i riflessi pronti. Pallone corto su Bonati, come può qui Dionisio C'è Di invasione Pasquale. di Dionisio Di Pasquale e siamo sul Con 20 il naso pari. penso che l'ha fatta, sai? Eh? Con il naso, con la faccia. Ha toccato la rete. Peccato 20 agguanta il 20 pari Raffaele Lamezia con Chirumbolo al servizio. Oh, Slash! mamma! Non riceve bene qui Max Lopetrone, passa in vantaggio Lamezia. Era questo che gli serviva al Lamezia, passare in vantaggio. Chiama formazione il capitano Fabio Remo. Riceve Matteo Bonati, Remo per Dionisio, recupera però Lamezia, ma rimanda la Graziano con un bugger. Lopetrone, Remo, No! Remo tenta la giocata veloce, ma c'era il muro piazzato benissimo. 20-22, chiede scusa ai suoi compagni Fabio Remo. Troppo in là la palla. Time out chiesto dal mister De Fina. Eh sì. Momento di sbandamento della Jolly Sì, che aveva ripreso la fuga ripreso la fuga e allungato su Raffaele Lamezia con 3 punti di vantaggio. Dall'altra parte un Graziano preso di mira in fase di ricezione, ha avuto qualche difficoltà. Comunque adesso è Lamezia a servire. Sempre con Chirumbolo. Sì. Riceve Lopetrone, Remo per Dionisio Di Pasquale, tiene bene qui Palmieri che schiaccia anche Matteo Bonati. Remo ancora per Dionisio Di Pasquale, forte il colpo, la tiene in gioco il Lamezia e rimanda di là Graziano in bugger. Lopetrone, Remo, stavolta la pipe di Matteo Bonati, recupera di nuovo Lamezia. Renzo, Remo e poi Dionisio Di Pasquale, mani. C'è ancora copertura a fondo campo, alza per Palmieri. Buona la copertura della Jolly. Attacco centrale vincente di Antonio Melara. 21-22. Wow! Occasioni da una parte e dall'altra. Complimenti a tutta la Lamezia che ha preso davvero tutte le palle. La qualunque. Ne hanno prese un sacco. Tempo, no, formazione chiesto dal
capitano in campo in questo momento, Graziano. Graziano. Perché Porfida è in panchina. Mentre la Jolly è pronta al servizio con Dionisio Di Pasquale. Mi fa male qualcosa? Un po' dolorante Dionisio. Fatto qualche smorfia Dionisio. Spin per lui. Riceve Chirumbolo, chiamato in causa. Palmeri ha saltato 2 volte il muro della Jolly. Si sposta Mister De Fina, recupera. È out, però il colpo di Dionisio. Ottimo il recupero di Max Lopetrone, che sembra essersi risvegliato. 21-23. Domenico Paradiso al servizio. Occhio perché ha fatto parecchio male alla Jolly. Questa rotazione molto pericolosa del Lamezia. Out il servizio di Domenico Paradiso. 22-23. Stiamo vivendo sicuramente un bel set. C'è un cambio. Entra al servizio, esce Andrea Belcastro e entra Antonio Melara. Al contrario, esce Antonio Melara e entra Andrea Belcastro. Quindi cambia il servizio. Strano, perché comunque Antonio Melara non stava battendo male, anzi ha messo anche in difficoltà gli avversari. Il mancino Belcastro. Forte la schiacciata di Graziano. 22-24, si porta al set point Lamezia. Set point con Piede Palumbo. Out di poco. 23-24. Remo al servizio, non buona la ricezione di Graziano, buona la schiacciata. Asta per Palmeri. 24 pari, si arriverà a 26. Palmeri non sono errori, non sono errori da Michael Palmeri questi. Time out Raffaele. Sì, quindi tutti e due i time out utilizzati sia da Lamezia sia da Jolly. Vediamo inquadrata la panchina della Jolly Cinquefrondi. Squadre che rientrano in campo dopo questo time out. 24 pari. Fabio Remo al servizio per la Jolly Cinquefrondi. In effetti sì, arriva qualche commento dalla tribuna, poi ve lo diciamo. Riceve intanto Chirumbolo. Palmeri chiamato in causa, smorza l'attacco, il muro della Jolly. Qui non si capiscono Dionisio e Lopetrone. 24-25. Era troppo lontana per Lopetrone. Di nuovo set point sì, per Lamezia. Adesso con il servizio con Graziano. Pallone flottante su Max Lopetrone. Remo la alza per Matteo Bonati. Out il colpo. Non c'è il tocco. Non c'è il tocco. 24-26. Proteste della Jolly molto accese, ma sinceramente io non l'ho visto il tocco. Volevano vincere questo set i ragazzi di Mister De Fina, ci hanno messo tutto. E quindi 2-0 qui al Pallabonini di Cinquefrondi per Lamezia. Abbiamo comunque visto un bel set, una bella risposta della Jolly Cinquefrondi dopo il primo set perso per quant'era? 14-25. Poi un 24-26
sul tabellino. L'importante adesso per la Jolly di Mr. Defina è entrare in campo nel terzo set con la giusta testa, con la giusta forza, perché comunque la risposta c'è stata in questo secondo set. Ora non devono pensare al fatto di essere sotto di 2 set, ma devono giocare tranquillamente, liberi, con testa e cuore. Mentre lato Lamezia continua a riscaldarsi Porfida, che è stato sostituito in questo secondo set, quindi probabilmente verrà confermato Chirumbolo. Ancora indicazioni di Defina al suo libero Max Lopetrone. Fischia il secondo arbitro, Claudia Durante. Squadre che rientrano in campo, quindi Lamezia in campo e al servizio con Chirumbolo, quindi Chirumbolo, Piedepalumbo, Giorno, Palmeri, Graziano, il libero Sacco e l'altro centrale Paradiso. Jolly in campo con Max Lopetrone, Pasquale Arena, Matteo Bonati, Fabio Remo, Antonio Melara, Dionisi Di Pasquale e Emanuele Renzo. Tocca Chirumbolo su Matteo Bonati, Remo al centro con Antonio Melara, buona la copertura di Chirumbolo. A fondo campo Renzo, Remo con Bonati, Sacco la prende, alza Chirumbolo in bagger per il suo posto. Tocco. Palmeri, c'è il tocco del muro. 0-1. Ad avere la meglio nel primo punto, come primo e secondo set, è Lamezia. Ancora Chirumbolo al servizio. Riceve Max Lopetrone, Remo va da Matteo Bonati, pallone spinto che tocca la testa o la spalla di Piedepalumbo. Uno pari. Al servizio per la Jolly 5 Frondi Antonio Melara, riceve Sacco, Piedepalumbo, primo tempo, attacco centrale vincente di Domenico Paradiso, 1-2. È pronto Domenico Paradiso al servizio. Riceve Lopetrone, Remo in bagger per Matteo Bonati, buona la diagonale, ma c'è un altro ennesimo recupero del Lamezia. Remo questa volta va dalla pipe di Dionisio Di Pasquale, recuperato, Chirumbolo, grida mia, e il pallonetto ci arriva, e ci arriva anche Remo. Free ball, vediamo come la sfrutta Lamezia dall'altro lato con Palmeri, murato. Ora ancora Palmeri, tocca e smorza il pallone, il muro della Jolly, Remo gli scivola il pallone tra le mani ed è doppia. 1-3. Sì, proprio si è infilata tra le dita la palla. Ogni tanto
capita anche ai migliori alzatori. Quindi Domenico Paradiso, una bella traiettoria, recupera Emanuele Renzo e rimanda di là Dionisio Di Pasquale. Su tutti i palloni arriva Chirumbolo, il muro di Arena. In bugger rovesciato Lopetrone per Matteo. Bravo Matteo! Di nuovo questo colpo sulla testa del muro avversario. 2-3. Pallone corto di Fabio Remo. Palmeri chiamato in causa. La prende. Buono il pallonetto. Matteo Bonatti. Stava cadendo. Piorno. Inciampa Sacco nel momento dell'alzata. Io ero impallato dall'arbitro, quindi no, era Sacco. Proprio ha fatto un passo falso e 3 pari. Ancora questo pallone di Remo, l'attacco centrale tenta di smorzare questo attacco Arena, ma alla fine va meglio Jorno. Una battuta però semplice. Piede Palumbo al servizio. Servizio teso, slash di Dionisio Di Pasquale, il muro della Jolly, ottimo il recupero di Chirumbolo, smorza ancora il muro della Jolly, la copertura doppia di Fabio Remo, purtroppo sì, 3-5, ricordiamo la Jolly. Remo ha dovuto invertire la marcia di corsa per prendere questa palla, è arrivato sbilanciato. Ma comunque si fa sentire lo stesso la Jolly, comunque sta andando bene a muro. Sì, stiamo coprendo. Ora piede Palumbo al servizio, corto su Dionisio Di Pasquale, Matteo Bonatti in bugger per l'opposto, Emanuele Renzo, così dal nulla sfodera questo attacco. 4-5. Difesa e ricostruzione attacco. Pronto Richichi, stende il braccio e fischia. Matteo Bonatti al servizio, riceve Graziano, piede Palumbo, va da Palmeri, pallonetto per lui. Invasione. Chi è che tocca? Invasione, sì, di Palmeri, quindi pareggia la Jolly Cinquefrondi. C'è un baby supporter, poi vi dico, tanto costruzione Lamezia, il muro della Jolly, ci arriva su questo pallone piede Palumbo, ma non basta, vantaggio del Cinquefrondi, 6-5. Dicevo, c'è un baby supporter là sotto. C'è un Dionisio Junior che incita il proprio papà. Sì, vai papà, grida. Ed è impossibile non sentire la sua voce perché è bella squillante. È pronto Matteo Bonatti al servizio. La costruzione con l'attacco centrale, prende questo pallone la Jolly. No, questa non è accompagnata. Non è accompagnata questa di Arena. No, dai. Sei pari, quindi il punteggio. Come fa ad essere accompagnata questo colpo? Non l'ha presa da sotto Arena, ma gli ha dato un colpo secco. Boh. Chiamato formazione Remo, mentre è pronto Graziano al servizio.
L'arbitro aveva già steso il braccio, non se ne era conto Sacco che aveva ancora il pallone tra le mani. Eccolo adesso il servizio di Graziano, riceve Matteo Bonati, Remo la alza per Dionisio Di Pasquale, forse 4, comunque lascia giocare l'arbitro. Chirumbolo, Piede Palumbo dietro per il suo opposto, il muro vincente del Jolly Cinquefrondi che torna in vantaggio 7-6. Forse l'arbitro qui ha rimediato all'errore precedente. Hai visto 4 tocchi? Ci potevano stare 4 tocchi. Comunque non ci sono state proteste della quindi non ci sono stati 4 tocchi. Da fermo Arena. Piede Palumbo dietro per Palmeri ed è questa una delle combinazioni migliori del Lamezia. 7 pari. La Jolly deve essere in grado di non permettere questo, quindi di fare un buon servizio. Di nuovo parità tra le due squadre. Al servizio Giuseppe Iorno. Riceve Max Lopetrone, Remo dietro per Emanuele Renzo, tocca Piede Palumbo. Passa di nuovo in vantaggio la Jolly Cinquefrondi 8-7. Renzo al servizio molto teso, stavolta riceve bene Graziano, l'attacco centrale di Paradiso, vincente, non tiene in gioco Emanuele Renzo, 8 pari. Comunque Piede Palumbo sa che può contare sui suoi compagni, non ha fino problemi non ha problemi a gestire i palloni. Può contare fino a 5. Palmeri al servizio, Remo la alza per Dionisio Di Pasquale, stavolta una news, no? Che non si tuffa nessuno nel Lamezia, è punto della Jolly. Fino ad ora le hanno prese tutte. 9-8. Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin per lui, ottima su Sacco. Pallone raccolto da Piede Palumbo, ma era troppo basso poi. E quindi decimo break punto della Jolly. Di nuovo spin e si ferma sul nastro. Sì. 10-9. Ora devi gridare forza papà. Dionisino qui in tribuna. Chirumbolo al servizio per Raffaele Ramezia. Riceve Max Lopetrone, l'attacco centrale. Bravo. Vincente di Antonio Melara, 11-9. Lanciato titolare Melara in questa partita. Si fa sentire. I nostri centrali stanno giocando la loro partita. Adesso avanti c'è Arena, perché al servizio è Antonio Melara. Riceve Sacco, Piede Palumbo, Graziano si addormenta qui, Pasquale Arena. Gliel'abbiamo mandata ai centrali della Jolly. Era lì. 11-10. Paradiso al servizio. Teso su Dionisio Di Pasquale, deve correre Remo. Posizionato bene Palmeri, Piede Palumbo su Graziano. Devono correre dalla parte opposta. Sì. Pari.
Domenico Paradiso riceve Lo Petrone, Remo, l'attacco centrale di Arena, preso anche questo, la schiaccia Palmeri, da dove non schiaccia Palmeri. Matteo Bonati schiaccia forte, c'è il recupero della Lamezia, Palmeri chiamato in causa, l'attacco è fortissimo tra le braccia di Renzo che non riesce a tenere questo pallone. 11-12, passa in vantaggio Lamezia. Sì, con queste difese hanno preso tutte le palle, nessun demerito del Jolly. Sempre Paradiso al servizio, mette un po' in difficoltà Dionisio Di Pasquale e poi costretto al bugger Matteo Bonati. Di nuovo Palmieri smorza il muro. Remo dietro per Renzo, un missile, parte un missile. 11-13, break, formazione ospite. Time out chiesto da Mr. De Pina, il primo di questo set. Non penso ci siano stati altri time out, quindi il primo time out chiesto dalla Jolly sotto di 2. Domenico Paradiso al servizio, out, è out. 12-13, di pochissimo questo pallone out. Non l'ho visto. Non abbiamo fatto il replay, vero? No. Fabio Remo riceve così Graziano, salta qui Matteo Bonati, ma come sempre l'ottima copertura della Lamezia, e poi le mani out ottenuto da Graziano. 12-14. Cosa ci poteva essere qua? Accompagnata? Doppia? Una possibile doppia. Piede Palumbo al servizio, pallone flottante per lui, molto teso, si aiuta con il nastro, ace sporco, anche in zona di conflitto tra Lo Petrone e Di Pasquale. Va a +3 il Lamezia. Ancora Piede Palumbo al servizio. Revizio forse è destinato out, comunque la prende Dionisio Di Pasquale, pallone alto per Renzo, comunque ottiene il massimo. Palmeri smorza il muro della Jolly, arriva Remo in bugger, Renzo schiaccia forte, Chirumbola a fondo campo, la parata, out però l'alzata di Piede Palumbo, si ferma sul puntino dell'asta. Sì, stava per girare sull'asta. Sì. 13-15. Come fanno al circo. Matteo Bonati al servizio. Costruisce Lamezia, va da Palmeri. Muro! Monster block della Jolly 5 Frondi, Arena più Renzo. 14-15. Ancora Matteo Bonati al servizio. Su Sacco, Piede Palumbo, dietro per Graziano, pallonetto, Renzo, Remo, Dionisio Di Pasquale, monster block. Jolly chiama, Lamezia risponde. Un monster block da una parte, un monster block dall'altra. Di nuovo in break il Lamezia, che adesso cambia qualcosa
perché rientra Porfida, esce Chirumbolo, Porfida quindi in posizione avanzata, Chirumbolo in posizione arretrata invece. Graziano al servizio, riceve Dionisio Di Pasquale, Remo per Renzo che mette a segno il 15° punto. Arena al servizio da fondo campo su Sacco, primo tempo, ma c'è sempre Arena. Gioca la Jolly, proteste Remo, Renzo, questa poteva essere accompagnata. Questa cos'era? Però. Renzo, poi Remo, un bugger per Dionisio Di Pasquale, tocca il muro, recupera anche questa Sacco, il pallone che passa, Dionisio Di Pasquale, e questo è quello di prima, l'arbitro, e poi non arriva Palmeri su questo pallone. Ci sono state 3 o 4 occasioni, 15, 16 pari, giallo per la Jolly Cinquefrondi. Uguale, vergogna! O le chiami tutte? 16 pari il punteggio, qualche protesta della Jolly perché ci sono state abbastanza tocchi accompagnate e il metro di giudizio dell'arbitro non è stato uguale a quello utilizzato nelle occasioni precedenti. E scusa, se le ha chiamate prima, tra l'altro in una posizione favorevole alla Jolly, adesso la chiama a sfavore, cioè non la chiama a sfavore della Jolly. Diciamo che continua. Cioè, non era l'unica, ce n'erano tante durante. Sì. Ce ne sono state tante. Continua la sfortuna della Jolly con le decisioni arbitrali. Ne abbiamo viste di tutte e di più quest'anno ormai. 16 pari, il gioco che può riprendere Pasquale Arena al servizio, sempre da fondo, molto teso, riceve Sacco, piede Palumbo, cerca Porfida, tocca il muro della Jolly, cerca di smanacciare Remo, non riesce a tenere in gioco il pallone. 16-17, nuovo vantaggio del Lamezia. Diciamo, meno male che alla fine il punto l'ha ottenuto la Jolly, altrimenti il Palabonini sarebbe esploso, che già è poi esploso. C'è un cambio. Tavoli, ex della partita, esce il numero 6 e non entra come libero. No, non gioca come libero, anche nella partita di andata. Schiacciatore Davide Tavoli. Non è in maniera ufficiale libero, ma comunque buono il suo servizio su Matteo Bonati. Remo va dietro da Emanuele, Renzo che sfodera, un grandissimo attacco, il pallone che si è insaccato. 17 pari, si chiude il cambio, esce Tavoli, rientra Iorno che poi lascia spazio a Sacco. Emanuele Renzo al servizio, è abbastanza stanco, molto teso, mette in difficoltà Graziano, recupera il Lamezia, torna sul pallone Lo Petrone, Dionisio Di Pasquale, così qui Sacco che tenta di recuperare anche questa, ma la Jolly passa in vantaggio 18-17, si fa sentire il Palabonini. Non si vede. Cercano di prenderle tutte i ragazzi del Lamezia, hanno una capacità incredibile di lanciarsi su ogni pallone, tentano il tutto e per tutto. Emanuele Renzo ancora al servizio,
Si ferma sulla rete, 18 pari. Già prima il suo servizio era molto al limite, è stato fortunato. Chiede Palumbo, Palmeri al servizio con la sua spin, Remo la alza per il suo opposto, Dionisio Di Pasquale, pallonetto, ci arriva Graziano, Porfida che però fa una grande invasione. Arriva direttamente nel campo della Jolly e stavolta l'arbitro ci ha visto bene, 19-18. Si deve asciugare il campo del Lamezia. Campo asciugato. Dionisio Di Pasquale al servizio. Parte un missile di Dionisio Di Pasquale. Di nuovo parità tra le due squadre. Cambio, è uscito Porfida ed è rientrato Chirumbolo. Al servizio Chirumbolo. Riceve Max Lopedrone, Remo per Matteo Bonati che deve andare di sinistro. Palmeri out, però il suo colpo, nuovo vantaggio per la formazione di Mister Defina. Non sta chiamando i centrali Remo. Sì, cambio al servizio, esce Antonio Melara, entra Tommaso Orecchio con la sua battuta spin. Orecchio che ricordiamo è stato protagonista nella scorsa partita, l'ultima giocata dalla Jolly contro la Cupe nel 3-2 finale per i calabresi. Spin che però questa volta si ferma sulla rete, 20 pari. 2 errori consecutivi al servizio per la Jolly 5 frondi. Esce Tommaso Orecchio, entra Melara che lascia spazio al libero Lopedrone. E dall'altra parte Paradiso e Occhio. Riceve, la prende comunque Arena. Graziano smorza il muro della Jolly. Remo da Matteo Bonati il muro, l'ottimo recupero di Max Lopedrone. Emanuele Renzo la prende, Paradiso, il duello aereo, ma comunque il pallone ha fatto scivolare la rete. Bravo il reattivo qui Max Lopedrone, pallone alto per Bonati che ottiene il tocco. Come no, si è vista la palla fare un'altra traiettoria. Il secondo arbitro era lì. 20-21 per Lamezia. Andate l'arbitro Roghi! È da rivedere. Hai mandato il replay per caso? L'hai mandato il replay, Renato? L'hai mandato il replay di questo? Non si capisce da qua. No, non è questo. No, è quella prima. No, questo è il colpo out, quindi non l'abbiamo mandato il replay. E intanto Arena per la Jolly 5 frondi. Un ottimo primo tempo, 21 pari. Non l'abbiamo visto che c'è il replay? Sì, l'abbiamo visto, ok. Fabio Remo al servizio. Riceve Graziano. Si propone anche per l'attacco. Smorza il muro della Jolly. Remo cerca e trova Matteo Bonati. 22-21. Cercavano una doppia i giocatori della Lamezia. Invasione?
cercavano l'invasione. Comunque Jolly in vantaggio, 22-21, chiama timeout Mister Torchia. Fischia il secondo arbitro, squadre di nuovo in campo. Fabio Remo ancora al servizio per la Jolly. Molto teso, pallone che torna nel campo della Jolly e doppia. Eh sì, stavolta la chiama l'arbitro, stavolta la chiama. 23-21. Eh sì, perché ormai aveva saltato, poi l'ha presa con il petto e poi con le mani. A quel punto non è più un muro. Fabio Remo ancora al servizio. Si posiziona un po' lungo alla Lamezia. Riceve Chirumbolo, piede Palumbo dietro per Palmeri, mani out, 23-22. Cioè, piede Palumbo. Sì, al servizio. Vediamo cosa chiama ora l'arbitro. Pallone teso su Lopetrone, Remo cerca dietro Matteo Bonati, tocca il muro, la copertura di Sacco, piede Palumbo, cambia gioco, la smorza, il muro di Renzo, c'era quasi Fabio Remo, 23 pari, pareggia subito il Lamezia. Time out chiesto da Mister De Fina. Per cercare di smorzare un po' il ritmo del Lamezia, che era sotto di 2, è riuscito a riagguantare il punteggio a 22 pari. (23 pari). Piede Palumbo di nuovo al servizio. Op! No, di nuovo. Slash di Lopetrone, 23-24. Su palle semplici Massimiliano si incarta. Match point per Lamezia, uno solo a disposizione. Un passetto indietro. Su Dionisio Di Pasquale, Remo dietro per Matteo Bonati, ci arriva Sacco dietro per Graziano e per Palmeri, 25-23. Qui la partita, 3-0 per Raffaele Lamezia. 14-25 il primo set, 24-26 il secondo, 23-25 il terzo. La Jolly non riesce a sfruttare le situazioni di vantaggio che in una partita come queste sono abbastanza importanti. Ma archiviamo questa partita e ci vediamo sabato. Non so l'orario per sabato. Tu dai l'orario di sabato? Sì, alle 18. Alle 18. Sabato alle 18 contro il Palermo. Lo sta per Palermo, altra partita molto importante. Dicevo, comunque non possiamo dire nulla a questi ragazzi che nel secondo e nel terzo set comunque hanno dimostrato un bel gioco rispetto al primo set. Noi vi ringraziamo per averci seguiti.
anche quest'oggi in questo turno infrasettimanale. Ci vediamo alla prossima contro Palermo, recupero della non mi ricordo la giornata. Non sappiamo. Altro recupero. Ce ne saranno tante. Sì. Sarà un mese pieno. Salutiamo a Torino. Quest'ora saranno già a casa, voglia. Andiamo a cenare tutti quanti perché è abbastanza tardi. Grazie. Ciao. Arrivederci.